Il sindaco di Agrigento Franco Micciché ha incontrato in municipio il comitato di quartiere Fontanelle Insieme. I componenti del direttivo al completo hanno illustrato quelli che sono i principali problemi del quartiere. È stato detto che il comitato è apartitico ed opera in sinergia con le realtà del territorio. Fontanelle è diventato ormai una città nella città, con i bisogni di un grande centro abitato che nel corso degli anni ha subito la latitanza delle amministrazioni comunali. Esiste anzitutto il problema del decoro urbano, mai affrontato, ma è reale il rischio creato dai muri pericolanti. Il sindaco Micciché, come d'altronde è abituato a fare, ha prestato molta attenzione alle richieste del comitato e si è detto disponibile a recarsi a Fontanelle a breve, dove la gente spera che finalmente si possa voltare pagina. Intanto arrivano dal comune di Agrigento segnali di distensione dopo una campagna elettorale in cui si è sentito di tutto. Il sindaco ha usato molto garbo e signorilità, ad esempio, nel rispondere a delle accuse sui rifiuti. Chi mi accusa sulla situazione igienico-sanitaria della città a 2 settimane dal mio insediamento, dice Micciché, di fatto accusa la vecchia amministrazione e non mi sembra giusto accusare in questo momento chi non si può difendere.